Adesso non avrei parole da dirgli. Cioè non provo pietà, mi fa pena. Cioè lui dice che è preoccupato per noi, sinceramente neanche gli credo. Dal letto del reparto di ortopedia del Cafoncello, dove è ricoverata con la gamba fratturata, la caviglia da ricostruire, Marusca Carrettin, 25 anni di Silea, una dei 3 giovani investiti l'altra notte a Fiera, parla del conducente di quell'auto bianca che è piombata sul gruppetto mentre attraversava via Callalta e di quegli istanti in cui lei, il fidanzato e la coppia di amici con cui erano andati a vedere i fuochi alle fiere di San Luca hanno rischiato di morire. Questa macchina che ha sfrecciata, non si è fermata né niente, ha perso pezzi per strada perché si sentiva sull'asfalto il rumore della plastica e comunque non correva tanto piano perché sulla mia gamba hanno trovato frammenti di auto, quindi non correva a 50 all'ora. Il conducente della 500L, un quarantenne di Povegliano, si è costituito il giorno dopo alla polizia locale per evitare l'arresto. Troppo facile così. Cioè già che si è presentato con l'avvocato sa già di aver la coscienza sporca, perché comunque ha 3 persone sulla coscienza, non una. Ed è troppo facile presentarsi il giorno dopo. Okay, puoi essere sotto shock. Ti fermi, respiri e ci aiuti, no a scappare. Marusca ha una prognosi di 30 giorni, il quadro più complesso è quello dell'amico Filippo, 20 anni, con fratture multiple al bacino e agli arti, ma cosa non scontata, sono tutti vivi. Ci riteniamo miracolati che siamo ancora qui.